Si chiude con un miglio per cavalli di 3 anni, il campo più folto del pomeriggio bolognese. Ancora qualche problema però perché c'è un concorrente che è lontano. Intanto uno sguardo alle quote che vedono Gabri Pan nel ruolo di favorito, numero 5 dello schieramento, giocati anche Golia Petral e Giulietta Clan in prima fila, in seconda Goshiba. Un cambio di guida, su GB Junior sale Giuseppe De Filippis in luogo di Andrea Farolfi. Macchina che intanto accende le luci, tutto pronto. Sono 14 concorrenti al via, 3 anni sul miglio, 1 Go On Crazy Boy, 2 Golia Petral, 3 Giulietta Clan, 4 JJ Dicelle, 5 Gabri Pan, 6 Graham Wise L, seconda linea 7 Garastecca, 8 Guelfo C, 9 GB Junior, 10 Giacon Joe BFC, 11 Goshiba, 12 Gamelar Jet, in terza fila 13 Jill Francis, 14 Grido d'Amore. Partenza, l'errore di Golia Petral mentre c'è lotta per il comando e si avvantaggia Giulietta Clan, ma all'esterno veloce anche JJ Dicelle lungo la corda. È partito benissimo Goshiba che va in seconda posizione, a largo c'è anche il numero 5 Gabri Pan, insiste all'esterno l'attacco di JJ Dicelle a Giulietta Clan che replica e i due alle prese completano un primo quarto di gara sicuramente dispendioso. Se ne vanno infatti 400 in 29,7. Goshiba a contatto con all'esterno Gabri Pan, poi gli altri. Completamento della seconda piegata con leader sempre Giulietta Clan, JJ Dicelle che ha rinunciato ad attaccare e ora rimane al suo esterno. Alla corda c'è Goshiba con al largo Gabri Pan e vedremo ora le mosse perché si è accodato in seconda posizione Goshiba mentre si toglie di mezzo praticamente JJ Dicelle e così i cavalli arrivano agli 800 in 1 minuto e 8 decimi, andatura piuttosto sostenuta. Goshiba è lì a contatto, poi vediamo Gabri Pan che è seguito da GB Junior, intanto 1 chilometro se n'è andato in 1:16,3 e siamo a 500 dall'arrivo con Giulietta Clan sempre leader su Goshiba e Gabri Pan, gli altri non progrediscono. In vantaggio Giulietta Clan, Goshiba in scia, poi Gabri Pan, il tentativo ora in terza ruota da parte di Jill Francis, dalle retrovie però. Completamento della curva finale con Giulietta Clan in vantaggio su Goshiba. Gabri Pan più indietro non sembra riuscire a intervenire nel discorso per la vittoria, ci prova ancora invece Goshiba. Goshiba scatta all'interno di Giulietta Clan che si difende con coraggio. Finale, Goshiba guadagna terreno sul palo. Goshiba probabilmente riesce a prevalere, ma è un arrivo molto stretto. Per il terzo posto emerge Gabri Pan. Da rivedere l'arrivo 1:16,1, ragguaglio conclusivo. Andiamo a vedere, e vedete guadagna terreno all'interno Goshiba che sul palo emerge primo nei confronti di Giulietta Clan, mentre per il terzo è il numero 5 Gabri Pan che ha ragione degli avversari. Il successo in chiusura dunque il triplo per Antonio Di Nardo, questa volta per Enrico Fiaschi e per conto del signor Michele Calabrese vince il miglio di chiusura riservato ai 3 anni. Antonio Di Nardo, triplo in giornata. Arrivederci a Bologna lunedì 8 dicembre.